E benvenuti e bentrovati! Buon pomeriggio special con ospiti special. Ebbene, stiamo iniziando il weekend, direi che lo stiamo iniziando veramente in gran forma, con musica, artisti e veramente tante sorprese perché questo pomeriggio saremo in compagnia di 2 artisti meravigliosi, 2 bellissime eccellenze siciliane, perché questo pomeriggio parleremo di swing. Eh sì, già soltanto la parola, come dire, mette questa vivacità al corpo e non solo. E poi, insomma, se si pensa a tutto quello che è il dress code, insomma, ci piace, avremo anche un bellissimo contributo video da vedere insieme. Insomma, questo pomeriggio avremo con noi Daniele Savarino e Claudia Funaro. Rimanete con noi e iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie 261.138 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. È il weekend prima di questa festività, questa prima festività natalizia che è il giorno dell'Immacolata e io immagino che siamo un po' tutti pronti a vivere questa festa con grande coscienza. C'è chi fa acquisti perché naturalmente saremo in famiglia a cominciare a dare, a vestire la nostra casa per dare un senso a queste feste che saranno sicuramente vissute con grande coscienza. Noi siamo pronti, volevo ringraziare come sempre il nostro regista Paolo Gatto, Marzia Monreale in redazione, tutto il team di Io Compro Siciliano. Beh, noi siamo pronti. Ho messo già la mia cuffietta per sentir bene anche non solo la loro intervista, ma anche questo bellissimo contributo che abbiamo preparato per voi. Bene, signori e signori, abbiamo con noi in questo pomeriggio special ospiti special con noi Daniele Savarino e Claudia Funaro. Buonasera! Ciao! Buonasera, ciao, ma Ciao, ciao, ciao. ciao! Guardate, allora, io direi già soltanto le facce sono, cioè, proprio, guardateli, già così, come dire, sono belli di loro e poi, vabbè, la loro bravura. Adesso vi racconterò di loro, perché come sempre noi diciamo raccontiamo un po' la storia dei nostri ospiti, come comincia il tutto, come comincia la vostra passione per lo swing. In realtà voi venite da percorsi assolutamente differenti. Una cosa è certa ed è anche un minimo comune denominatore tra Daniele e Claudia, che è sin da piccoli la loro passione era sicuramente la danza. Allora Daniele comincia un po' dalle arti marziali per poi spostarsi nella danza. Claudia invece comincia già subito con la danza. Partiamo dalle vostre storie, diamo precedenza naturalmente alla signora. Claudia, raccontaci come inizia il tutto e come poi naturalmente si arriva allo swing. E poi naturalmente parleremo di swing and shot, degli eventi, insomma ci arriveremo pian piano. Cominciamo da te, Claudia. Allora, io ho cominciato praticamente giovanissima, all'età di 8 anni, e mi sono dedicata subito allo studio della ginnastica ritmica, che poi è diventata un'enorme passione e diciamo che ho svolto alcuni anni poi con la nazionale giovanile juniores, facendo in giro per l'Italia ovviamente determinati allenamenti. Poi, diventando un po' più grande, mi sono dedicata allo studio del mondo caraibico, quindi della salsa, la baciata, il cha-cha-cha e tutti questi balli meravigliosi caraibici, e ho girato un po' il mondo e ho fatto spettacoli ovunque praticamente per circa 22 anni. E tra l'altro qui hai avuto modo di conoscere anche dei personaggi molto importanti, no? Legati Sì, a ovviamente ho questo. studiato con i migliori professionisti al mondo, questa è stata, ma poi anche la possibilità di viaggiare, insomma, New York, Miami, sono città che poi soprattutto oggi con la situazione che c'è, uno dice chissà se riuscirò mai più a rivedere. Assolutamente sì, torneremo Quindi più forti di comunque prima. meravigliose esperienze dietro la danza. E poi lo studio invece, la passione dell'indie hop, dello swing, perché lo swing è la musica, ma la disciplina, diciamo, di danza si chiama l'indie hop. Lo studio dell'indie hop è cominciato 8 anni fa circa, ma così per caso io e Daniele
siamo amici da sempre, siamo amici da più di 30 anni, per dirti. Quindi quando Una lui faceva arti vita. marziali, io facevo ginnastica ritmica Ecco, nella stessa ecco, struttura. ecco. E quindi praticamente insieme poi ci siamo appassionati all'indie hop e abbiamo deciso poi di aprire la scuola e di proseguire con questo percorso Ma qui. aspetta, non andare troppo avanti, Claudia, perché altrimenti poi lasciamo dietro Daniele. Senti Daniele, invece raccontaci tu. Tu inizi appunto con le arti marziali, dico, sei praticamente giovanissimo, tra l'altro cintura nera di karate, giusto? Sì, 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 Quindi sì. bisogna stare attenti perché tu vieni. Sì, fa parte poi di quella che si chiama poi la formazione personale. Ho Sì, avuto la fortuna e il privilegio di poter accedere, insomma, da bambino a questa struttura, a questa palestra che ai tempi, parliamo chiaramente dei primi anni '80, le palestre offrivano per i maschietti arti marziali e ginnastica artistica, per le femminucce ginnastica ritmica, piuttosto che magari la danza classica. Questo era un po' il ventaglio, non è come oggi. sì, sì. Ricordo perfettamente che io piccolissimo entrai in questa struttura e cominciai a studiare le arti marziali, dove peraltro Claudia prima ricordava, noi ci siamo conosciuti proprio in quella struttura in quegli anni, quindi da tantissimi anni. Senti Daniele, ti faccio una domanda così al volo. In realtà, studiando arti marziali, ciò che si studia poi è la disciplina, no? Cioè quanto è importante. Ti faccio una domanda, questa cosa ti è servita poi in Assolutamente genere? sì, come ti dicevo, fa parte questa in maniera concreta nella formazione individuale della persona. Io ritrovo tutt'oggi una forma mentis comunque e parlando poi dell'approccio, perché dalle arti marziali chiaramente poi mi sono avvicinato alla danza e al ballo, che fondamentalmente il linguaggio di base primario è fondamentalmente lo stesso, parliamo di coordinazione motoria, di saper controllare il proprio corpo con l'accesso del ritmo e della musica. Nel caso della danza, un artista in generale, cioè quindi il concetto disciplinare, sta anche poi nella ricerca e nella curiosità. Come diceva Claudia, poi siamo arrivati all'approccio dell'indie hop, che sembra sempre, quando ne parliamo, che è una cosa che avviene per caso, in realtà non avviene mai nulla per caso. Siamo sempre mossi fortunatamente dalla curiosità di voler comunque cercare di trovare anche delle affinità. Ragion per cui dopo il mio percorso dalle arti marziali poi ho cominciato a danzare. A fianco alla danza ho cominciato a interessarmi in maniera concreta al teatro e ho cominciato anche a lavorare, ad avere una piccola identità che mi ha portato anche a lavorare in giro per l'Europa. Quindi... Tra l'altro Daniele, ti volevo fare anche qui una domanda. Tu hai studiato al Teatro Andrea Biondo, Sì. Stabile di Palermo, se non erro, e tu hai cominciato ad interessarti poi io lo chiamo swing in genere, nel Sì. senso, ma anche come attore, cioè nel senso che tu è arrivato a un certo punto, oltre ad essere un danzatore, hai cominciato anche ad interpretare, quindi sei diventato un attore. E allora ti dico, anche questo è stato un elemento che ti ha avvicinato un po' all'indie hop? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, come niccia no, come niccia no, perché il l'indie hop arriva in un momento dove comunque noi ci guardiamo anche attorno a quello che succede, Sì. cerchiamo anche di comprendere non che quelle tendenze, ma quelli che Sì. sono i linguaggi che in qualche modo si evolvono. La nostra ricerca con Claudio era partita già comunque con la curiosità, guardando un po' fuori, guardando un po' all'Europa, al nord Europa, quando ancora qua comunque non c'era una realtà, c'era davvero poco in Italia. È questa curiosità che poi ti muove. Il nostro linguaggio di base, cioè la nostra, diciamo, il nostro cuore parte dalla musica, parte comunque dalla danza, parte da quel tipo di codice, e quindi ci è sembrato naturale approcciarci. E poi da cosa nasce cosa? È stata veramente poi una fiammata, ci siamo lasciati coinvolgere dalla bellezza di questo mondo. Anche quello che dicevi tu poco fa, cioè la disciplina, perché entrambi abbiamo fatto in passato ovviamente due sport dove la disciplina e la dedizione è ovviamente fondamentale. Certo. Quindi questa cosa ci ha aiutato. Claudia, Daniele, ma c'è stato un episodio nello specifico? Cioè nel senso,
C'è stata qualche cosa che è stata una scintilla, rispetto a questa vostra scelta, o magari proprio quello che dicevate prima, soltanto curiosità per spaziare un po' fra i generi? Cioè nel senso, chi si avvicina, al vostro genere, lo fa per curiosità, lo fa perché c'è stata un'occasione, non so, magari una festa, piuttosto anche perché poi io dico, quando, si assiste a serate come le vostre, la cosa magnifica è che innanzitutto vieni catturata da questa musica che ti travolge, e poi vogliamo parlare di quello che è, cioè, ma il dress code, cioè vogliamo parlare di, cioè, ma che cos'è questa cosa meravigliosa? No? È che noi ci rifacciamo totalmente agli anni in cui chiaramente il Lindy Hop è nato, quindi dagli anni 20 agli anni 40 mediamente. E quindi chiaramente seguiamo anche il dress code, pettinatura, trucco, tutto fedele agli anni 20. Poi chiaramente lo abbiamo adeguato alla disciplina di ballo, perché chiaramente ci vuole anche la comodità, poi ovviamente. Certo. E quello è questo è per esempio uno degli esempi, e poi in questo caso la curiosità o la bellezza, come dici tu, che uno resta affascinato, che la gente si possa approcciare. La scintilla avviene una volta che tocchi con mano, una volta che fai il tuo primo bounce, per così dire, una volta che cominci a comprendere, perché la scintilla avviene davvero toccando con mano quello che è il divertimento. Però che ora che mi viene in mente un episodio, noi chiaramente nella nostra vita abbiamo tanto ballato, io peraltro sono stato anche un danzatore di hip hop, di freestyle, quindi ho avuto modo più da ragazzino di divertirmi e fare già, sai, questi cerchi, le battle. Ecco, per esempio, il linguaggio sociale di questo genere esiste identico nell'indie hop. Il concetto della gente, certo, ma quello avviene naturalmente anche nelle serate. Avviene sempre un fuoco di attenzione quando ci sono dei danzatori che si divertono magari a ballare. Ecco, ricordo una delle primissime volte che ballando l'indie hop con Claudia, e mi sembra che era una delle prime volte che provavamo a divulgare, una cosa che abbiamo notato è stata lo sguardo delle persone. Di solito abbiamo sempre visti sorridenti, mentre ballando il Lindy Hop abbiamo visto i denti che sorridevano proprio a bocca aperta, e l'immagine, ho avuto questa immagine, ho detto guarda quanto è così pregno di gioia, che la gente comunque il sorriso è davvero sincero. Ecco, questo me lo ricordo. Io ti dico pure che tante persone alla fine, perché chiaramente noi con i nostri allievi e con tante persone che vediamo alle serate, agli eventi, ci confrontiamo anche per capire noi stessi cos'è che attira veramente così tanto nello swing e tutto quanto. Però c'è un aspetto sociale che è meraviglioso. Bellissimo, cioè, è vero. La gente viene e trova veramente una comunità, una famiglia. Io avrei un'idea. Secondo me il mio regista ha pronto un po' di, diciamo, di pillole di Daniele e Claudia. Vediamo un po'. Swing and shot, ma quanto ci piace questa cosa. Daniele e Claudia, ditemi i posti più strani dove avete ballato. Ovunque, praticamente ovunque. Il più strano però che c'è anche una testimonianza. Abbiamo un viaggio per Toulouse, stavamo andando a lavorare io e Claudia per un festival che c'era a Toulouse,
insieme a noi c'era parte del nostro staff, no, forse tutto il nostro Sì, staff, tutto il nostro eravamo staff. partiti con un bel distaccamento da Palermo e sull'aereo Lo diciamo che sapevo, ci hanno lo consentito di sapevo. fare un Beh. piccolo, abbiamo fatto una piccola jazz routine, Abbiamo rischiato di far licenziare tutto il lo staff, però ci siamo riusciti. la classica Meraviglioso. situazione del sì, però 10 secondi abbiamo fatto 3 minuti, però vabbè. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Per questo lo chiedevo, per questo lo chiedevo. Allora facciamo una cosa, intanto salutiamo i nostri amici che stanno seguendo la nostra diretta, tutti coloro che stanno scrivendo nei nostri video party e anche chi sta scrivendo nella nostra diretta attuale, quindi mandiamo qualche saluto, vediamo un attimino in sovraimpressione, riusciamo ad avere... Va bene Paolo, quando abbiamo i nostri saluti me li mandi in sovraimpressione. Nel frattempo vi dico Daniele e Claudia. Ripartiremo sicuramente alla grande, ritorneremo sui nostri palcoscenici, ritorneremo a far spettacolo, ma a proposito di grandi eventi, e a questo punto mi fa piacere parlare di questo, uno degli ultimi, negli ultimi anni proprio avete organizzato un grande evento, tra l'altro a proposito di eventi voi sapete che uno dei 2 founder manager di Io Compro Siciliano è Davide Morici, quindi Che salutiamo, noi Che salutiamo, tra l'altro in genere al giovedì quando abbiamo la rubrica proprio del chiedimi pure parliamo spesso di eventi e quindi parliamo un po' di eventi. Daniele, Claudia. Allora, guarda, noi siamo quello, nasce la scuola Swing and Shot come scuola di ballo e quindi un centro culturale fondamentalmente di scambio e sociale, ma Swing and Shot, io e Claudia, insieme a Lorenzo Di Domenico, che è il nostro frontman, diciamo, per quello che riguarda l'aspetto esterno anche alla scuola, parlando proprio di eventi. Noi siamo prima di tutto divulgatori, ci piace definirci divulgatori della cultura swing a Palermo, a prescindere da quelle che possono essere etichette e non etichette, perché lo swing, come abbiamo detto fino adesso, è una cultura a tutto tondo. Possiamo soffermarci sulla danza, ma immediatamente accanto c'è il dress code, immediatamente accanto c'è la musica, immediatamente accanto ci sono i modi di fare, immediatamente accanto c'è un mondo infinito. E queste sono delle condizioni culturali. Poi che siano belle e brutte, che uno le vuole seguire. Noi abbiamo deciso di fare questa divulgazione. Quale modo migliore? Con tanti sforzi, ma per fortuna con tanto sostegno di amici e di gente che c'è stata accanto, ma anche di tutta l'energia che abbiamo voluto e abbiamo potuto mettere, abbiamo creato questi eventi internazionali all'interno della città di Palermo. L'ultimo è il Palermo Swing Festival, appunto, che citavi tu, tutto nel centro storico, dove abbiamo fatto lezioni e attività nei luoghi di spessore culturale della città, dove abbiamo invitato maestri internazionali che venivano da tutto il mondo, piuttosto che turisti allievi che hanno approfittato per farsi la vacanza a Palermo e nel frattempo hanno incontrato qua tanti maestri provenienti da tutto il resto del mondo e soprattutto Aspetta, c'è qualcuno? Adesso ritorniamo un attimo, Daniele, Claudia. Allora dice: buonasera, Io Compro Siciliano, dice Stefania Caccamo. Ricordo aver visto tanti ballerini swing danzare per le vie del centro storico di Palermo circa 2 anni fa. Bellissimo vedere la città coinvolta dall'energia della musica. Viva l'arte! E beh, che bel messaggio. Siamo noi. Sì, eccoli. Abbiamo fatto una postazione, diciamo, fissa, perché non potevamo ovviamente, davanti al Teatro Massimo, e abbiamo ballato lì tutti quanti insieme. Poi abbiamo fatto la marching band con la band che suonava dal vivo e tutta la traversata praticamente di via Ruggero VII ballando. Meraviglia. Sì, ma nel contributo che avete mandato, che è un po' il racconto di quello che abbiamo fatto, di quello che siamo, c'è un piccolo stralcio di quella marching band in Corso Vittorio Emanuele, tantissima gente, noi e tantissima gente che si è aggregata. Esatto. Gente della città, perché poi la figata è questa. È coinvolgente, è divertente. È vero, è coinvolgente e divertente. Allora, a questo punto è doveroso, Daniele e Claudia, è chiaro, no? Io Compro Siciliano
coinvolge, avvolge, abbraccia tutta la Sicilia. È chiaro che adesso bisognerà inventarsi un grande evento con Io Compro Siciliano e Swing and Shot e coinvolgere tutta la Sicilia. Quindi andremo nelle piazze più belle della nostra, abbracceremo tutte le province, sceglieremo una città per ogni provincia e chissà, potrebbe essere mica un'idea? Non vediamo l'ora! Noi siamo pronti! Ma invece a ballare ovunque. Ci serve solo la piazza. Abbiamo già tutto. È vero, è vero. Ancora qualche domanda. Voi continuate, vi siete fermati, avete continuato a costruire, a ballare, c'è questa grande voglia, immagino, di ritornare a danzare come prima. Sì. Sì. Ma purtroppo in questo momento, cioè, possiamo ballare individualmente, che comunque anche nell'indie hop esiste il solo jazz, che è una diciamo disciplina della stessa famiglia, e quindi balliamo da soli, però di fatto siamo fermi da marzo praticamente, abbiamo riaperto solo 20 giorni a ottobre. E poi giustamente abbiamo dovuto richiedere. Ballare in coppia è chiaramente in questo momento vietato. Chiaramente. Guarda, noi abbiamo il nostro è un ballo sociale, non si chiamano social dance a caso. La parola peggiore che uno poteva immaginarsi era il distanziamento sociale, quindi venendo a mancare praticamente la cosa fondamentale, è l'unica cosa, è l'unico ingrediente che è necessario. Sai, quando sono gli ingredienti puoi sostituire tutto, ma questo ingrediente è insostituibile, quindi in questo momento la verità è che ci manca l'ingrediente fondamentale per poter fare quello che facciamo, che non è solo ballare, è davvero ballare legato all'incontro, legato alla socialità, legato alla condivisione, che sia una serata dove ci si diverte, si fa tardi, eccetera, eccetera, o che sia semplicemente un'ora di lezione. Perché guarda, noi abbiamo i nostri allievi che in questo momento... Che età, Daniele, Claudia? Noi abbiamo allievi che vanno... No limit. Non esistono limiti di età, ma considera che abbracciamo dai 25 fino ai 60, 65, cioè senza nessun tipo di... Quindi è gente che non lo fa né per professione né per veramente, parliamo di gente a cui è stato negato, per noi è un lavoro, ma c'è gente a cui è negato veramente una distrazione, una valvola di sfogo, un momento probabilmente di incontro che era necessario. Sai, anche le coppie stesse, abbiamo delle coppie che sono sposati o piuttosto fidanzati, sono anche quei momenti dove andare a condividere anche insieme ad altre persone, anche una propria, cioè è veramente spesso ci dimentichiamo il valore che ha qualsiasi tipo di attività didattica, soprattutto sociale, in questo caso parlando dello swing e del nostro lavoro, per il quale ci teniamo tanto a questo. Ci sono gli allievi che ci scrivono, che noi cerchiamo chiaramente di tenere in qualche modo accesa e riusciamo con i nostri gruppi privati a stare così, però è chiaro che manca soprattutto questa seconda volta. La prima ci ha preso e ci ha lasciato così. Questa seconda ondata, questo essere ripartiti e senza nemmeno aver staccato le ruote dalla pista di decollo. Di scendere. E adesso è un pochino più, appare un po' più dura. Per tante persone è proprio terapeutico il ballo, perché ovviamente tanti sono soli, magari separati, divorziati, vedoli purtroppo, e quindi tante persone sole vengono proprio per l'aspetto sociale. Quindi chiaramente tolto quello, sono sole e sono rimaste sole. Questo è un aspetto brutto purtroppo della vicenda. Infatti una cosa importante è in questo momento cercare proprio questo, cercare di coinvolgere, quando diciamo sempre tutti i giorni, lo diciamo un po' veramente a tutti, dagli artisti agli imprenditori, a veramente tutti, non molliamo, ripartiremo più forti, avremo sicuramente, come dire, vissuto una parte c'è sempre il dopoguerra, no? C'è sempre la parte in
cui poi forse abbiamo preso coscienza di tante cose. Devo dire che questo è tanto servito. Io parlo un po' anche come esperienza personale vissuta in questi mesi, condividendo ogni giorno con i nostri 261.000 amici di Io Compro Siciliano, e devo dire è stata una condivisione sin dal primo momento. Penso che ci sia stata per la prima volta veramente in maniera forte questa voglia di stare insieme e costruire insieme, cioè per la prima volta forse si è riusciti a capire che non c'è poi, come dire, uno miglior dell'altro, ma siamo tutti insieme, e anche se facciamo lo stesso lavoro va bene così, nel senso che l'uno porterà, come dire, acqua al mulino dell'altro e va bene, basta che si va avanti e si costruisce insieme. Questo è il messaggio secondo me più bello che è venuto fuori in questi mesi, e io lo vivo tutti i giorni quando intervisto artisti, quando intervisto produttori, imprenditori, e questo penso che sia veramente la cosa più bella. È difficile, ma teniamo forte perché stiamo per ripartire, dobbiamo ripartire. C'è Chiara, siamo pronti. Noi siamo già sui blocchi di partenza, ci serve solo, come si dice, assolutamente, il colpo di pistola. Cominciamo Guarda, a carburare. È tanto difficile mantenere gli stimoli e comunque mantenere l'energia sempre alta. Però noi ce la mettiamo tutta. Ci si fa. C'è questo messaggio di Chiara Seidita, buonasera cari amici, mi sarebbe piaciuto vedere un passo swing, cioè, ma adesso con un messaggio così da parte di una delle nostre amiche, ma possiamo mica dire di no? Cioè adesso ditemi voi. Abbiamo un problema di spazio in realtà. Possiamo... No, adesso cioè, io dico per esempio anche alzarvi così adesso facciamo impazzire il regista. Cioè niente, proprio non ci riusciamo proprio a regalare niente, nemmeno niente. Siamo purtroppo Daniele, prendi, no, guarda, fai una cosa, prendi il telefono, hai il telefono lì davanti, no? Prendilo, sì. Alzatevi in contemporanea, vai Claudia, alzati, ok, adesso tenendo con una mano, vediamo, Daniele, guarda, stiamo facendo, okay. Il regista ha anche cambiato l'inquadratura, e adesso, ma così proprio, sai che cosa? Io non conosco i nomi tecnici dei passi, quindi cioè, non mi posso aiutare. Base proprio. Un passo base, eccolo là, un passo base. Dai Daniele, Claudia. Dobbiamo riprendere, aspetta, vediamo se lo tengo io. Ecco, così guarda un facciamo po'. vedere i piedi. Mettilo per lungo, vediamo un po'. Girate il oh, ci piace. Ragazzi, guardate cosa stiamo riuscendo a fare, Popolo di Io Compro Siciliano. Vediamo un po'. Stiamo cambiando l'inquadratura. Adesso li vediamo ballare anche sottosopra. Sottosopra non vi possiamo, perché se no ci viene il mal di mare. Ok? Così. Vediamo un po'. Così. Vai, Daniele, lascialo. Ok. Non ci seguono. Vai. Ok. Oh, va bene. Difficilissimo, allora, però difficilissimo, solo per voi. Ok, un attimo vi faccio la presentazione, no? Perché sennò. Allora, ladies and gentlemen, in questo pomeriggio special, ospiti special, abbiamo con noi Swing and Shot, abbiamo Daniele Savarino e Claudia Funaro, e questo è l'omaggio per il popolo di Io Compro Siciliano. Please. Ta tu du du di di fa di da di ta di di da. Ci piace! Grazie. Va benissimo così. Siamo caduti pure, guarda. Va benissimo così. Allora, caduti, Daniele e Claudia, non sapete quanto la vostra simpatia, ma sappiamo bene, siete veramente tanto bravi. I nostri amici avranno modo anche attraverso i social di vedere
chi siete. Rosalia Battaglia, maestri fantastici, quindi ciao, Rosalia. arrivano, c'è Ciao, Roberta Rosalia. Iotto, lei fa parte del team di Io Compro Siciliano, straordinaria Robertina, bravissimi, ecco qua. C'è Salvo Bucchieri, sera a tutti gli ospiti, grandi ballerini, sono un ex ballerino di latino, dice Salvo, bravi, quindi i complimenti arrivano anche da parte dei nostri amici che seguono il nostro live. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, allora una cosa è certa, ritorneremo a ballare, ritorneremo ai grandi eventi, avete un impegno con Io Compro Siciliano perché Davide Morici è lì che ci ascolta e quindi sicuramente ci sarà un grande evento nuovamente con lo swing. Beh, dobbiamo salutarci, vi auguro buon weekend, vi auguro per la prossima settimana un buon inizio festività, che siano belle, serene, piene di energia positiva, e a questo punto io, prima di lasciarvi, perché altrimenti il mio regista non manda la sigla, ok? Quindi mi raccomando, gentilmente, carissimi ospiti, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Venite vicini, tanto ormai dopo aver ballato sotto sopra, girato, abbiamo fatto veramente di tutti, adesso dovreste ripetere con me. Sì. Io compro siciliano. Ci piace! Grazie per essere stati con noi, grazie Daniele, grazie Claudia. Adesso Ciao, sigla! grazie a voi. Ciao, Ciao. sigla! Buon weekend!